Le mura, i cancelli, le sbarre alle finestre. Tra cortili e corridoi del carcere Due Palazzi di Padova, all'improvviso un profumo di dolci. È il laboratorio di pasticceria dove lavorano dei detenuti. Per me era un sogno, poi adesso ho imparato un po', però prima pensavo che non avrei mai pensato di fare un lavoro del genere. Come fuori facevo tutto un altro lavoro. E com'è fare i dolci dentro un carcere, nell'amarezza di star dentro? Almeno serve un po' di dolcezza, no? Così ci addolciamo un po'. Adesso sfornano colombe pasquali, prima ci sono stati i panettoni. Con il marchio I Dolci di Giotto, i prodotti dei pasticceri carcerati si potranno gustare a test. La rassegna enogastronomica di Pitti Immagine che si tiene a Firenze e che è stata presentata proprio al carcere di Padova in un'insolita conferenza stampa tra noti chef ed esperti gastronomi. Un giorno mi hanno fatto assaggiare un panettone, io sono un fans dei panettoni, un grande divoratore di panettoni, ho detto eccezionale, e mi hanno detto guarda che arriva dal carcere, dico non ci credo. E allora sono andato a fondo e ho scoperto questa realtà del carcere di Padova. Il riscatto per i detenuti attraverso il lavoro. Le esperienze all'interno del carcere padovano sono diverse. In un capannone assemblano biciclette, lì vicino componenti per valigie, vengono confezionati scatoloni, commesse avute da marchi esterni. C'è poi il call center che serve alcuni operatori telefonici e l'ospedale cittadino. Per me hai fatto un errore che devi pagare, che è giusto così. Però per me il lavoro importante in carcere è fondamentale perché mi sostieni me, mi mantieni con lavoro, con stipendio e mantieni anche la famiglia. Lavorare in carcere ci salva perché almeno siamo occupati, se no rimaniamo su in cella tutta la mattina. Invece qua solamente la mattina uscire dalla cella e venire giù è già un buon orizzonte. Lavorare in carcere è utile? Molto, molto, aiuta molto la persona, ti aiuta a essere anche autonomo e ti ridanno un po' la dignità. Un recupero utile anche per quando usciranno dal carcere, come spiega il responsabile della cooperativa Rebus che si occupa delle attività lavorative alla Due Palazzi di Padova. La recidiva reale, che oggi è al 90% per chi sta nell'ozio, scende all'1% quando gli viene data la possibilità di essere occupato durante gli anni della detenzione, poi misura alternativa, uscendo a lavorare, tornando in carcere a dormire. Sentire che normalmente tanti detenuti non trovano una strada e invece quelli a cui si dà lavoro la trovano, ci ha riempito di speranza.